Dal punto di vista energetico, perché è una scuola e anche la palestra sono strutture interamente NZEB, quindi energia passiva di fonti rinnovabili, con pannelli fotovoltaici, pompe di calore ad esclusione di altri combustibili quali il metano, eccetera. La scuola precedente aveva un consumo di 247 kW e questa raggiunge a malapena i 16, con un risparmio del 16% di consumo energetico senza il metano e con il risparmio del 60% di CO2. Altri pregi? Altri pregi: noi abbiamo costruito una scuola nuova lasciando il sedime antico, quello della scuola esistente, quindi sono scuole con, lo vedete, con molte vetrate che riflettono sull'area verde, sull'area di pertinenza. Abbiamo 5 più 5, 10 aule, 5 per piano, più 3 laboratori, una biblioteca, aule insegnanti, servizi igienici, e poi abbiamo fatto nell'area scoperta, nella pertinenza, questo bellissimo teatro all'aperto, questi gradoni dove potranno fare spettacoli e anche studiare proprio in plein air, all'aperto, durante ovviamente la primavera e l'estate.